Domenica scorso, giorno 25, si è effettuata a Collesano l'ultima prova del campionato regionale giovanissimi della Federazione Ciclistica Italiana. Gli allievi della scuola di ciclismo della Valle dei Templi di Agrigento si sono classificati primi, laureandosi campione regionale per i giovanissimi. Il direttore sportivo Totò D'Andrea pensa ora alla prova nazionale Trofeo Kinder del CONI con i ragazzi agrigentini che andranno a disputare a Sarteano in Toscana. Noi quest'anno con i nostri ragazzi che vanno dai 4 fino ai 16 anni abbiamo partecipato a diverse manifestazioni ed in particolare al campionato di Coppa Sicilia. Domenica abbiamo fatto l'ultima gara e i ragazzi si sono laureati campioni regionali. Inoltre abbiamo vinto il trofeo Kinder CONI come specialità team relay. Il trofeo Kinder CONI, i ragazzi partiranno, che sono 4, partiranno giovedì per andare in Toscana dove si farà la fase nazionale. Nella fase nazionale ci sono circa 3.000 ragazzi con tutte le discipline e lì si andranno ad affrontare, andranno a rappresentare la Sicilia. Voglio dire che noi siamo una scuola giovane, però ci stiamo muovendo bene. Il nostro obiettivo non è tanto quello di creare dei campioni, ma di formare i ragazzi, facendo praticare loro uno sport sano, uno sport all'aria aperta, facendoli divertire. Poi che vengono pure risultati ci fa tanto piacere. Oggi è una giornata di allenamento proprio in visione di questo impegno. Sì, oggi è una giornata di allenamento proprio in visione di questo impegno. I ragazzi si sono allenati per tutta l'estate, cioè mentre l'estate solitamente ci fermiamo i 2 mesi per la pausa estiva, molti dei ragazzi hanno continuato facendo delle prove di abilità, perché là andranno ad affrontare le prove di abilità con slalom, equilibrio e in più la prova della staffetta che si fa con 4 ragazzi, uno arriva, dà il cambio e riparte l'altro. Ragazzi che arrivano anche da diversi centri della provincia, non solo Agrigento. Sì, noi siamo, questa scuola in provincia ce ne sono 3, una ad Agrigento, una a Licata ed una a Cammarata. Noi abbracciamo quindi tutta la parte di Favara, Aragona, Porto Empedocle, Raffadali, insomma i paesi qua vicino. Come si approcciano i ragazzi all'attività sportiva? Ma i ragazzi si approcciano all'attività sportiva tramite magari anche passaparola, perché vedono i compagnetti che vengono alla scuola e poi appena arrivano si innamorano subito, perché oltre che la scuola è formata da tanti istruttori qualificati, è un posto qua spettacolare, un posto a contatto con la natura dove praticare sport nella natura tra i mandorli e gli ulivi della valle è una cosa spettacolare che non hanno tutti. Oggi pomeriggio sono venuta qua per dare un saluto ideale a tutti i ragazzi della provincia di Agrigento che parteciperanno a questa finale nazionale del Trofeo CONI. È la manifestazione più importante giovanile che organizza il CONI, come ha detto già Totò, ci saranno tantissimi partecipanti, molti atleti dai 10 ai 14 anni che si cimenteranno in ben 45 discipline sportive. E naturalmente voglio dire, i ragazzi nostri, come si può vedere dalle magliette, parteciperanno sotto l'egida, diciamo, della regione Sicilia, ma rappresentano tutto lo sport isolano. Loro sono 4, ma ce ne sono tantissimi in provincia e devo dire che ho anche avuto notizie, abbiamo ragazzini agrigentini tesserati per società che sono in altre province che ci rappresenteranno degnamente. E quest'anno questo trofeo CONI è nato proprio all'insegna della promozione dell'uguaglianza, del rispetto di genere. La maggior parte delle gare, o quantomeno tutte le federazioni sportive, hanno proposto delle attività, sempre come diceva Totò, delle abilità che saranno fatte in forma mista, quindi dove sia maschietti che femminucce si cimenteranno nelle stesse specialità, ma anche promuovono questo tipo di gare, cioè noi abbiamo proprio il team relay che è una squadra mista, come l'abbiamo vista, quindi sono qua, lo faccio pubblicamente, in bocca al lupo a tutti e che vinca il migliore sempre nel rispetto della regola, giusto?